reach the pooper. Sometimes I feel like Superman, sometimes I'm just recuperating. Yeah. My head is twisting in its cage, my mind feels like a 20 gauge. Hope it's just a passing stage, my heart's not ready to spacious. Days like this that burn me, turn me inside out and learn me not to tell you anything. I think I know, but I think I'll tell you all that I know. Try to tell you all about it, thought you might have heard, I doubt it. Every day's a waste, I know, and every day's a funeral. Cut down, I'm feeling lost my mind, I'm Mr. Frost. Collected all the evidence, I'm off the edge, I'm on the fence. It's days like this that burn me, turn me inside out and learn me. Amici di Die Pro Die, benvenuti, bentrovati in nuova puntata. Siamo a Sassari, esattamente siamo a Latte Dolce, siamo in piazza Don Bosco come potete vedere, ma siamo anche in compagnia del direttore di questo grande gruppo qui nella chiesa di Latte Dolce. Il direttore? Dell'Oratorio dei Salesiani. Ah, che bello. Allora, intanto ben trovato Don Vittorio, nostra compagnia, da pochissimo direttore qui dei Salesiani. Sì, meno di un anno, da settembre scorso. Lei è arrivato da Cagliari, dove è lei esattamente? Io sono di San Luri, provincia di Cagliari, ho fatto la mia formazione un po' in giro per l'Italia, tra Lanuvio, Roma, Torino e poi eccomi qua. Mi hanno mandato incaricato dell'oratorio a lavorare con tanti giovani. E questo credo che sia una cosa molto positiva, se pensate tra l'altro, cari amici, che quest'anno proprio Don Vittorio con tutto l'oratorio dei Salesiani organizzerà questa grande manifestazione che, come ho già detto, non per ripetermi, partirà il 2 giugno e saranno poi le Olimpiadi di quartiere. Sì, Olimpiadi di quartiere è una tradizione che va avanti da diversi anni, questo è il 27° anno addirittura, che parte da un'intuizione di un altro salesiano e noi cerchiamo di portare avanti la tradizione. Ma so che quest'anno ci saranno anche tantissime nazioni, chiaramente l'Italia, gli amici qui di Sassari di Latte Dolce, ma ci saranno francesi? Francesi, spagnoli, bielorussi, Italia e Spagna. Allora, parliamo di quello che succederà, lo ripetiamo, dal 2 giugno, un mese dedicato ai giovani, dedicate a queste Olimpiadi di quartiere che vedranno protagoniste alcune persone che canteranno, musicisti, insomma, quali saranno poi le arti portate, oltre chiaramente allo sport, portate qui nel campo dei Salesiani? Sì, quest'anno la novità è che oltre allo sport abbiamo inserito diversi settori, tra i quali, come dicevi tu benissimo, abbiamo il settore musica, il settore graffiti, abbiamo il settore ballo e poi gli eventi, dove possiamo spaziare alla grande. Quindi dal 2 giugno, insomma, tanti spettacoli. Intanto voi vedete, ci sono proprio alcune immagini che sono in riferimento a un po' di anni fa, c'ero sempre io, un po' più giovane naturalmente, c'era qualcun altro che gestiva naturalmente le Olimpiadi di quartiere, ma cos'è cambiato da allora a oggi? Cos'è cambiato poi in questi 27 anni? Quest'anno come vi proporrete? E quest'anno appunto è la novità di aver inserito diversi settori. L'idea iniziale andava bene, però sappiamo bene che i tempi cambiano e i giovani hanno esigenze diverse e quindi l'idea è quella di creare più attività per poi coinvolgere diverse sensibilità. Ecco, infatti parliamo di questo a proposito, Don Vittorio, perché poi la motivazione di queste Olimpiadi di quartiere. Qual è la motivazione? Che credo che sia poi la cosa più importante, no? Il messaggio più importante è la motivazione. Sì, la motivazione, rimaniamo sempre come l'intuizione di Don Bosco, quella di coinvolgere i giovani. Don Bosco diceva buoni cristiani e onesti cittadini, da lì aveva ripensato un po' tutto l'oratorio. Ecco, la domanda mi metto dalla parte del giovane, perché devo andare in oratorio? Cosa mi propone l'oratorio? E quindi l'idea è quella del coinvolgimento, coinvolgere il più possibile i giovani e quindi creare un punto di riferimento e punto di aggregazione. Ma c'è poi anche un fine, no? Il fine è quello di stare assieme, giocare assieme, fare gruppo, conoscere nuova gente
e fare una bella festa. Che è la cosa più importante. Allora, noi lo ripetiamo, non è che vogliamo fare pubblicità su questa manifestazione, ma lo facciamo volentieri, perché comunque quando i parroci, i preti, insomma quando la Chiesa si muove è giusto che si muova nel migliore dei modi, con più giovani possibili, perché credo che oggi la Chiesa sia un po' un punto di riferimento, un punto di partenza e anche un punto di riferimento per i giovani di oggi. Sì, diciamo che l'oratorio è quella continuità della parrocchia. La parrocchia dovrebbe essere quel punto di arrivo. Io sto bene col gruppo, ecco, vivere al meglio appunto questa attività per poi arrivare a Gesù Cristo, come voleva Don Bosco. Ma Don Bosco è dietro di noi in questo momento. Don Bosco è dietro di noi, ma è presente sempre, certo. Anche se non lo vediamo alle nostre spalle. Ecco. Don Bosco è qui in mezzo a noi. Questo è Don Bosco? Don Bosco, sì. Vai su Don Bosco intanto, così almeno mentre noi parliamo, così anche, ma lei è contento insomma di questo impegno a cui farà fronte? Sì, sono contento perché è un incarico bello che mi hanno dato e con l'aiuto di tante persone cerchiamo di portare avanti un lavoro con i giovani che è finalizzato appunto allo stare bene assieme. Abbiamo detto 3 volte, lo ripetiamo ancora, stare bene insieme è la cosa più importante, quindi mi raccomando, dal 2 giugno ci vediamo qui a Latte Dolce, qui in questa chiesa per queste Olimpiadi di quartiere. Viva Latte Dolce, viva la città di Sassari e viva Don Vittorio, che sta dando tanto da fare, no? E allora vi aspettiamo per questa manifestazione delle Olimpiadi e ricordatevi sempre, come ha detto Paul, che l'oratorio, chiesa, ambiente dove ci si incontra e dove si vive bene in maniera salesiana. Ciao, vi aspettiamo. My mind feels like a 20 gauge. Hope it's just a passing stage. My heart's not read as patient. Days like this that burn me, turn me inside out and learn me not to tell you anything. I think I know, but I think I'll tell you all that I know. Try to tell you all about it, thought you might have heard, I doubt it. Every day's a waste, I know, and every day's a funeral. Cut down, I'm feeling lost my mind on Mr. Frost. Collected all the evidence, I'm off the edge, I'm on the fence. It's days like this that burn me, turn me inside out and learn me not to tell you anything. I think I know, but I think I'll tell you all that I know. I wanna be alone, I wanna be a stone. I wanna sink to the bottom of the ocean, lie there with you till I'm gone. Bottom of the big blue sea, just you and me. At the bottom of the big blue sea. The bottom of the big blue sea, just you and me. The bottom of the big blue sea. I never know nobody better than I know myself, but I can't even figure out just what the fuck I'm all about. I'm sinking, I'm swimming, wait a minute, I'm drowning, I ain't kidding around. Sometimes I think I wanna make it, sometimes I'm faking. And it's days like this that burn me, turn me inside out and learn me not to tell you anything. I think I know, but I think I tell you all that I know. Anywhere, never where, made up my mind, it's getting weird, it's quit thinking.